Molte sono le leggende nella mitologia di creature malvagie intrappolate nelle viscere della terra, come per esempio Tifone, il mostro della mitologia classica imprigionato da Giove sotto l'Etna, i titani e gli uomini empi confinati nel Tartaro, o Lucifero e tutti i demoni nell'inferno. In Friuli le leggende degli antichi narrano dell'Orcolat, un orco di grandi dimensioni che si racconta vivesse in una caverna sotto il monte San Simeone e spesso usciva dal suo antro per recar tormento agli uomini che vivevano nelle sue vicinanze. Un giorno però i friulani dei dintorni escogitarono uno stratagemma per fermare il mostro. Lo sfidarono infatti a una partita di briscola e lo fecero vincere. Tuttavia, per festeggiare la sua vittoria gli offrirono numerose damigiane di vino, fino a farlo ubriacare. Così l'Orcolat, oramai ubriaco, s'addormentò nella sua tana in un lungo e profondo sonno e permise ai friulani di chiudere con degli enormi macigni l'entrata nella caverna del mostro. Al suo risveglio, però, l'Orcolat capì di essere stato ingannato e riversò la sua furia contro le pareti della sua caverna nelle profondità della terra, colpendone violentemente le numerose pietre e maledicendo gli uomini che lo avevano intrappolato. Ancora oggi si sente la terra tremare nei pressi del monte San Simeone, poiché l'Orcolat batte le pietre nella sua profonda caverna come se esse fossero tamburi da percuotere negli abissi. E così dunque che hanno origine i terremoti in Friuli. Ci troviamo in questo momento davanti alla chiesa di San Cristoforo a Gemona. Questo posto è estremamente particolare per quella che è la storia della regione Friuli Venezia Giulia. Infatti nel 1976 fu in questo preciso punto che si sviluppò l'epicentro del terremoto che colpì la regione il 6 maggio di quell'anno. Un terremoto devastante, il cui magnitudo fu 6,5 nella scala Richter, uno dei più devastanti mai avvenuti in Italia, si calcola, alla pari di quello avvenuto in Irpinia o a Messina a inizio del Novecento. Il terremoto andò a distruggere completamente la chiesa alle mie spalle, squarciandone ovviamente l'interno, che fu però successivamente ricostruito a seguito del terremoto. Infatti furono molte le spese messe in atto per restaurare Gemona come tutti gli altri centri del Friuli colpiti dal terremoto del 1976. In questo caso fu rinaugurata nel 1986 la chiesa, nuova, restaurata, esattamente come la possiamo vedere alle mie spalle in questo momento. Risalendo la valle del Tagliamento si trova Venzone, una cittadella fortificata costituita in uno dei punti più strategici del Friuli. Poco più a nord di qui, infatti, la strada e le acque si biforcano in due rami. Uno che andando verso ovest porta alla Carnia, l'altro invece verso est che conduce alla Valcanale. La cittadella viene citata sui documenti dal 923 col nome di Clausas de Albiciones, divenuto poi Avenzinone, trasformato poi in Avenzone ed infine in Venzone. Esso è legato probabilmente al vicino corso d'acqua Venzonassa. Ad oggi la città conserva ancora il suo stile medievale, cinta da possenti mura e caratterizzata da un agglomerato di case in pietra al suo interno. Non di poco conto poi è il Duomo dedicato a Sant'Andrea Apostolo, che secondo alcuni reperti divenuti presso la facciata principale si è dedotto che già dal VI secolo c'era una piccola chiesa, fatta ampliare da Glizzoio del Mels nel 1251. Venne ricostruita nei primi anni del XIV secolo dall'architetto e scultore Giovanni Griglio da Gemona, il quale fu l'artefice anche del Duomo di Gemona. Tuttavia Venzone ha anche la maledizione di sorgere in un'area molto sismica. Infatti nel 1338 un potente terremoto distrusse il campanile del Duomo e nel 1976 il terremoto del 6 maggio rase completamente al suolo l'intero abitato.
Venzone però si risollevò dalle sue rovine. L'intera cittadella infatti venne ricostruita tra il 1888 e il 1995 con la tecnica dell'anastilosi, ricollocando così ogni singola pietra nell'esatto punto in cui essa era in precedenza, quasi a fare della città un'immensa scultura o mosaico da restaurare. Venzone dunque è il simbolo della forza e della resilienza che i friulani hanno dimostrato ancora una volta di possedere di fronte alle tragedie. Allora, noi vi ringraziamo ovviamente di essere giunti fino alla conclusione di questo video. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere like e condividere il video, ma soprattutto di accendere la campanellina. Quella degli avvisi, mi raccomando, accendetela, così per essere sempre aggiornati su nuove notifiche per i nostri video. Grazie a tutti dalla vostra visione. visione.